Buongiorno a tutti, ho il piacere di trovarmi qua a Moggio Udinese, nella casa di una figura molto particolare e unica secondo me nella scena intellettuale italiana contemporanea, filosofo, scrittore, editore, autore già di una ventina di libri nonostante la sua giovane età, perché proprio oggi compie il giorno di questa intervista 38 anni. Sono qua con Emanuele Franz. Ciao Emanuele. Grazie Umberto, grazie di essere venuto a trovarmi e di questo momento di incontro importante. Prego, ecco, tra l'altro importante anche per un motivo, perché Emanuele ha appena fondato un'associazione culturale chiamata Identitas, che va un po' a prosecuzione e coronamento della sua attività di editore con la casa editrice Audax, che fa molte attività interessanti che adesso diremo. Mi racconti qualcosina delle tue origini, cioè il tuo percorso è molto particolare perché tu non hai la tradizionale formazione accademica italiana, ma sei un autodidatta. Sì, io mi sono autoformato nel senso che frequentavo diversi percorsi universitari senza dare esami, senza essere iscritto, quindi passavo dalla facoltà di filosofia a Trieste a quella di scienze internazionali diplomatiche, a quella di scienze della formazione, quindi un'autoformazione frequentando docenti ma anche persone fuori dal mondo accademico. Ho così a cuore questa mia idea che non è soltanto la scuola a determinare l'intelligenza, che ho fondato un premio letterario destinato unicamente a chi non ha titoli di studio, che si chiama come la casa editrice, quindi premio letterario Audax, che vista l'originalità, cioè quella di premiare solo chi non ha titoli di studio, ha raggiunto un eco internazionale, dal fatto che mi ha scritto la regina Elisabetta agli apprezzamenti del premier, di capi di Stato anche dall'estero e così via. Perché? Perché per me la formazione deve essere perpetua, costante, deve essere soprattutto una scoperta, una meraviglia, la stessa sensazione che può provare un bambino guardando un fiore, un animale. Questa titolocrazia imperante oggi è un po' un trucidare questo senso della meraviglia. Sono completamente d'accordo. E poi spesso i titoli accademici non corrispondono per forza a vera sapienza, non è per niente detto, e si può avere vera sapienza senza titoli accademici. Beh, questa comunque non è una pregiudiziale verso chi è laureato, anzi non è Io sono laureato, ad esempio. non è un'iniziativa contro, è un'iniziativa a favore di chi, soprattutto in vallate o piccoli paesi di campagna o di montagna, non ha avuto vuoi le risorse, vuoi le capacità o gli strumenti logistici per frequentare l'università, quindi è partito con delle marce in meno e sulle quali io voglio incentivare. Penso che sia una cosa molto bella e appunto unica, perché è l'unico in Italia. Mentre Audax è editrice, come e quando nasce e più o meno cosa ha pubblicato finora? So tuoi libri ma anche altri autori, qual è il suo, la sua linea editoriale forse? Beh, io nasco 11 anni fa ormai con delle edizioni speciali rilegate a mano. Ero mosso dall'idea di conservare il libro come oggetto, come manufatto, come derivato della mano umana. Perché oggi con un click su internet l'oggetto non ha una storia, è un prodotto uguale a tutti gli altri, non si sente la mano dell'uomo che l'ha creata. E sono anche tecniche artigianali, dal cuoio al telaio alle colle, che si stanno perdendo, che gli ultimi artigiani o tramandano qualche giovane, ma sono fuori mercato perché di contro la competizione cinese, Amazon e cose del genere si stanno perdendo. Quindi il mio scopo era intanto proporre ancora un libro che fosse frutto del prodotto artistico. L'ho chiamata Audax per questo, perché è una scelta audace oggi, tanto proporre libri di filosofia, saggistica, in un mondo in cui sotto l'ombrellone tutto sommato non si leggono libri di filosofia, tanto più fatti a mano. E quindi è una scelta audace, da qui il nome. Seguendo questa linea ho sempre cercato di fare delle pubblicazioni abbastanza fuori dalle righe.
per la scelta degli argomenti, vuoi saggi di tecnica musicale, saggi di storia, saggi filosofici, anche poesie oggi, poesie anche in metrica, anche lì c'è un ritorno al passato. Sono, diciamo, abbastanza anacronistico nelle proposte, nel senso che mi piace molto il passato. Sono contrario a questa visione del mondo che nel futuro c'è il meglio, nel passato c'è il peggio, è una visione ingenua e scolastica in cui non credo. E quindi alcune pubblicazioni hanno poi raggiunto la loro notorietà e la loro visibilità, però devo anche aggiungere che il fine che mi muove non è vendere più copie, piuttosto venderne di meno. Se guardiamo i grandi capolavori, anche Freud ha venduto pochissime copie quando ha scritto il suo capolavoro sull'interpretazione dei sogni. Pensiamo anche a tanti casi della letteratura che sono finiti al macero all'inizio. Cioè, l'importante è essere guidati da un proposito di miglioramento e un messaggio da dare all'umanità. Giusto, assolutamente, che è molto idealistico nel senso migliore del termine. E tu quindi non come editore ma come scrittore, quali ritieni i lavori più importanti del tuo percorso, che se non sbaglio proprio il tuo di scrittore, non di editore, spazia dalla poesia a lavori quasi sceneggiature teatrali, tra l'altro hai girato anche cortometraggi, a quasi poemi, filosofia, molta filosofia, veri e propri romanzi, diari di viaggio, un diario di viaggio in Siberia. Devo dire che hai colto un tasto importante della mia produzione, perché tendo a cambiare stili, dai dialoghi alla diaristica, agli aforismi, ai saggi veri e propri articolati a mo' di sistema filosofico. Amo molto cambiare stili e sperimentare degli stili. E fin da ragazzo sentivo che la scrittura ha qualcosa in più, per alcuni in più, per altri in meno, e secondo me sono valide entrambe le cose. Cioè, la scrittura a volte ha qualcosa in più della parola, perché quando scrivi sei da solo, se sei con 20 persone non puoi metterti lì a scrivere, richiede un momento di introspezione, di riflessione, cosa che la parola tende a togliere, perché è una domanda e una risposta, no? La parola però ha il vantaggio di avere un uomo di fronte. Quindi mi piace cambiare stili, da un poema in endecasillabi e anche argomenti. Devo dire che fra stampe e ristampe sono arrivato quasi appunto a una ventina di pubblicazioni. Alcune di queste hanno fatto discutere molto anche all'estero, perché le tesi che ho sostenuto sono anche un po' fuori dal comune. Il libro sulla storia come organismo vivente immagina il tempo come un'entità vivente, discordandosi quindi da una visione sia lineare che circolare del tempo. Ecco. Quindi di solito la storia ci propone delle alternative, il tempo come un cerchio, come una linea, e io lo propongo come un mosaico, come un'entità che vive, quindi le epoche storiche come organi. Anche nell'ultimo libro che è uscito poc'anzi da qualche giorno, L'inganno della libertà, tratta della problematica della scelta, dell'arbitrio, che noi sappiamo nella storia c'è o il libero arbitrio o tutto è determinato, oppure questa visione di Lutero speciale del de servo arbitrio. Io invece propongo un'altra alternativa, che l'uomo può scegliere, sì, ma una sola volta nella vita. Anche l'altro mio libro, Le basi esoteriche della microbiologia, che è la mia opera più grande, parliamo di 8 anni di lavoro, va a collocarsi in un filone anch'esso su due binari, cioè quello riguarda l'evoluzionismo e anche la teoria di Darwin. Evoluzionismo da una parte, creazionismo dall'altra, e io propongo l'alternativa. Quindi propongo sempre delle alternative al di fuori dei binari che la storia ci offre. È una visione molto originale, non vai semplicemente ad approfondire, come fanno molti filosofi, quello che qualcuno ha già detto, inserendosi nel suo discorso, ma propone un discorso completamente tuo, tue idee molto personali alla fine. Ma oggi appunto non so se c'è una vera e propria filosofia, si tratta di una storia della filosofia. Esatto. Cioè il contatto sorgivo con un'idea a monte, con un'intuizione che poi viene argomentata e sviluppata,
Bisogna tornare un po' indietro nel tempo per avere questo genere di filosofi. Ma perché? Perché se trovi questo genere di filosofi, guardiamo un Wittgenstein, fondatore della filosofia del linguaggio, viveva in una capanna in Norvegia, ha rifiutato una cattedra a Cambridge, lavorava inizialmente in un'officina. Torniamo ancora indietro nel tempo al Nietzsche, non laureato, è arrivato a frequentare le foreste, i boschi della Svizzera. E torniamo comunque a personaggi che non sono come noi possiamo immaginare un professore di filosofia con la giacca e con la cravatta, parliamo di personaggi spesso a contatto con la natura, anche Schopenhauer, sono aneddoti, si dice che il postino lo trovò disperso, perduto nel suo giardino di casa e fermò il postino chiedendogli dove siamo, cioè sono personaggi che avevano un rapporto con gli elementi naturali. Infatti qua mi viene da dire una cosa molto importante, credo, il tuo rapporto con la montagna. Tu hai un rapporto molto privilegiato con la montagna, l'alpinismo. Io ho letto un tuo libro, Il Monte Nus, in cui si parla bene della montagna anche come vetta simbolica da scalare, di conoscenza interiore. Tu quindi hai questo rapporto con la natura più che con la tecnologia o col mondo moderno? Ma la tecnologia io non la rifiuto perché credo bisognerebbe farne un uso euristico, perché se si è contro totalmente la tecnologia dobbiamo essere contro le lampadine e tornare alla clava. Bisogna invece farne un uso intelligente, ma soprattutto non è lo strumento, è l'intenzione con la quale viene usato lo strumento. Cioè l'intenzione fa la differenza se è per il bene altrui o se è per il progresso, o altrimenti diventa un voler ricavare un interesse, un utile, un lucro e diventa una massificazione. Il contatto con la natura io lo reputo essenziale perché con la natura nel senso più ampio, anche il fatto di avere una relazione con una persona umana, un abbraccio, un sorriso, un fiore, un ruscello, cose delle quali oggi si sta anche perdendo il senso, soprattutto nelle metropoli. E questo è più importante per me che i libri stessi. Io prima di vedere quello che ha scritto un uomo vado a vedere anche come viveva, perché ho capito che il grande Immanuel Kant era il più grande filosofo d'Europa, ma vai a vedere un Fichte che faceva il guardiano delle oche e ci credeva in questi suoi manoscritti, e vestito di stracci è andato a piedi camminando fino a Königsberg per incontrare Kant. Sono esempi di quanto l'aspetto umano, cioè un'idea forgiata in queste condizioni, è un'idea che ha misurato l'essenziale. E la montagna in particolare, due parole sulla tua visione della montagna? La montagna è una palestra, sempre che venga effettuata non per scopi agonistici o per autocompiacimento di sé, perché oggi si dà tutto per scontato, abbiamo l'energia elettrica, abbiamo i telefonini, e mentre nell'ambiente alpino, oltre una certa quota, se sei esposto, nel senso che hai uno smarrimento volontario, una sorta di oblio volontario, riscopri ciò che è essenziale, perché un pezzo di pane secco, un pezzo di formaggio dopo cena nel nostro appartamento in città lo buttiamo anche via, ma se sei a 3000 metri di altitudine e nello zaino puoi mettere solo un certo numero di cose, un pezzo di formaggio diventa tutto. Mentre l'associazione hai appena fondato, Identitas, che programmi avete? Cosa volete, di cosa si tratta? Puoi dirci già qualche cosa? Ma l'associazione culturale Identitas è nata in seguito al convegno realizzato a Udine questo giugno, che ha avuto un'affluenza di quasi 400 persone, con protagonisti intellettuali italiani, insomma, che avevo ideato e diretto allo scopo di proporre delle domande che poi sono quelle millenarie: chi siamo e dove stiamo andando. Vista il sentimento che ne è nato e l'ottimo rapporto col pubblico che ne è derivato, io insieme anche a Paolo Paron e Alex Cittadella abbiamo deciso di fondare un'associazione culturale per proporre ancora domande di questo tipo in modo associato e organizzato. Abbiamo intenzione quindi di riproporre altri convegni seguendo questo filo conduttore. Bene, un ultimissimo paio di domande. Nei tuoi libri tu hai avuto apprezzamenti o prefazioni di intellettuali veramente da un capo all'altro del mondo,
però molto importanti, come Noam Chomsky, che ha trovato le tue teorie affascinanti, o Dugin, che ha scritto la prefazione all'ultimo libro ed è venuto a parlare a Identitas, come so che alcuni premi Nobel ti hanno scritto per complimentarsi del tuo lavoro. Quindi questo mi sembra un bel risultato, anche un po' alla luce di questo. Secondo te, nel mondo di oggi, contemporaneo, a livello di filosofi, di pensatori, di intellettuali, chi sono le persone che tu consideri veramente interessanti o dei fari da seguire, qualcuno che ci sta dicendo non stupidaggine o minestra riscaldata, ma discorsi che vale la pena di ascoltare? Ma è impossibile fare una graduatoria adesso, no? Perché come avrebbe detto Einstein, nel campo di coloro che ricercano la verità non esistono giudici e chi pretendesse di farlo susciterebbe le risa degli dei. Quindi appunto potrebbe essere anche il mio vicino di casa, per dire, che in un momento di sincerità o di autenticità mi dice una sua riflessione che poi è importante anche per gli altri. Quindi non è che un professore o un premio Nobel può dire appunto una verità che non può dire anche un'altra persona che non ha questi titoli. In tutti i campi, e spesso magari persone che hanno qualcosa da dire, spesso anche lavorano anche nell'ombra, perché tante volte appunto non sono così narcisistiche da suscitare un immediato apprezzamento tale da arrivare al pubblico, no? Sicuramente Chomsky rappresenta uno degli ultimi geni del Novecento, che io lo paragono a Freud, ad Einstein, perché ha compiuto una rivoluzione nel campo della linguistica inimmaginabile. Dugin io l'ho conosciuto al Ministero delle Comunicazioni a Mosca e mi è sembrato un filosofo che per avere un eguale nell'approccio alla filosofia bisogna tornare indietro di secoli, perché si rivolge ancora ai concetti del mondo greco, a quel Apollineo, a quel Dionisiaco a cui anche Nietzsche si è ispirato. Quindi lo vedo un filosofo guidato ancora da questi valori classici della filosofia ottocentesca e anche prima. Ultimissima domanda prima di salutarti. Siamo attualmente, secondo me, in una situazione molto particolare a livello internazionale. Anche al convegno Identitas, sia Dugin che altri dicevano che siamo forse nel mezzo di una guerra culturale tra la tradizione e invece un liberismo anche economico e culturale un po' sfrenato, tra una globalizzazione veloce e una voglia di ritornare invece a un mondo multipolare in cui ogni nazione conserva la sua identità. Tu come vedi il nostro futuro? Sei ottimista, pessimista? Hai delle previsioni oppure ti senti impegnato comunque nel tuo in una battaglia per dei valori? Ma la mia visione della storia l'ho scritta nel libro che hai menzionato prima, che si intitola La storia come organismo vivente, e immagina le epoche storiche come organi di un organismo vivente. Per metafora possiamo immaginare l'uomo, e ho visto l'avvento di determinate facoltà prima assenti. Per esempio con i greci si sa che interviene il logos, il pensiero matematico, la dimostrazione, cosa che i babilonesi e il mondo egizio hanno conosciuto in modo atrofizzato. Con i romani invece si è manifestato altre facoltà, con Cartesio e così via. Quindi io associo l'intervento del sistema nervoso, delle vene, dei polmoni, via via nella storia, che completano un ideale organismo vivente. Questa epoca di crisi io la leggo come l'apparato digerente. Cosa fa l'apparato digerente? Scompone a fattori primi e riassembla, quindi una fase di disgregazione che però, per tornare alla tua domanda, io vedo appunto vedo un'uscita, perché comunque l'apparato digerente separa alla fine con degli scarti e assorbe le proprietà nutritive. E io vedo un'ultima epoca della storia in cui finalmente ci sarà un equilibrio fra valori che da una parte si vuole legati alla tradizione e dall'altra valori magari innovativi, di modo che gli due aspetti
onnipresenti in tutto l'universo e nell'uomo, ovvero la capacità di ricevere e di dare, vengano armonizzati una volta definitivamente. Grazie molte Emanuele. Grazie a te Un Umberto, saluto grazie. da Moggia Udinese.